Un rigore sbagliato da De Luca, un palo di Forconi per il San Vito, le espulsioni di Capitan Bulades e dello stesso Forconi, una doppia occasione azzurra, prima con De Luca e poi con Lettieri, ed infine un tiro dal limite di Gino Giardina deviato in corner dal portiere in pieno recupero, sono gli episodi salienti di una gara ostica, poco emozionante e molto tattica, che ha messo in evidenza, come dichiarato da mister Brucculeri, quanto possa incidere l'assenza di alcune pedine nello scacchiere lilibetano. Si è conclusa 0-0 la sfida tra il Marsala 1912 e il San Vito Lo Capo, che è uscito dal Nino Lombardangotta con un prezioso punto ed ha centrato l'obiettivo che si era prefissato prima di questo match. Dopo una fase di studio, al 15° minuto, gli azzurri si sono resi pericolosi sugli sviluppi di un calcio piazzato, battuto da Gino Giardina, sul quale si è fatto trovare pronto Lettieri, che però ha impattato male di testa. Un minuto dopo, sempre il numero 10 marsalese ha cercato gloria con una conclusione dal limite dell'aria, colpendo male la sfera che si è spenta sul fondo. Al 17° minuto l'episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Su un cross di Mazzeo, Lettieri controlla con il petto, lo stop diventa un assist per De Luca, che viene anticipato con la mano da Ramallo. Non ha dubbi il signor Carlo Maria Dolenti della sezione di Caltanissetta, che decreta il rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso De Luca alla ricerca del primo gol in maglia azzurra, la conclusione spiazza Avignone ma termina fuori. Al 32° Issà si incugna nel centrocampo azzurro con una bella serpentina e verticalizza benissimo per Cicala, che calcia forte ma troppo centrale per impensierire Furnari. Al 33° duro intervento di Capitan Bulades su 5 mani, che viene ammonito dal direttore di gara. Sul punto di battuta si presenta Giardina, che calcia direttamente in porta. Il tiro però si infrange sulla barriera senza creare particolari apprensioni alla retroguardia sanvitese. Al 38° l'azione più pericolosa degli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, la retroguardia azzurra allontana la sfera, giunge sui piedi di Bulades, che calcia dal limite. La conclusione viene rimpallata da 5 mani e diventa un assist involontario per Forconi. Stop e tiro del numero 6 in maglia gialla e palla che si stampa sul palo. Il più lesto ad arrivare sulla sfera è Ramallo, la conclusione viene rimpallata da Giardina. Palla sempre pericolosamente nell'area azzurra con Bulades che controlla e calcia con il mancino. Bravissimo ed attento Furnari a respingere, ma ancora Bulades è lesto a stoppare la palla, ma al momento della conclusione cade in aria sul tentativo di chiusura di 5 mani. Non ha esitazioni dolenti ad estrarre il secondo giallo per il capitano del San Vito e successivamente il rosso e a mandarlo anzitempo sotto la doccia. Inutili le successive proteste degli ospiti. Il primo tempo però, nonostante la superiorità numerica del Marsala, non regala ulteriori emozioni. Nella ripresa, Capitan Genesio, che ha festeggiato le 200 presenze con la maglia del Marsala, si sposta sull'auto di destra e su 3 sue cross gli avanti azzurri cercano gloria sotto porta. Al 47° De Luca calcia alto su una difficile conclusione a volo, al 52° ci prova di testa Lettieri ma trova alla schiena di un avversario e al 65° ancora De Luca si coordina per una deviazione a volo senza però inquadrare lo specchio della porta. 2 minuti dopo, doppia occasione azzurra. Prima De Luca impatta bene di testa trovando la pronta respinta di Avignone e sul successivo tap-in Lettieri calcia da ottima posizione sulla schiena di Ramallo. Sugli sviluppi dell'azione, Mazzeo, dopo essersi liberato del pallone, va giù a palla lontana. L'arbitro viene richiamato dall'assistente che opera sotto la tribuna. Quest'ultimo segnala un intervento dal rosso di Forconi. Rabbia in panchina e proteste reiterate all'indirizzo del signor Dolenti, che a questo punto estrae un ulteriore cartellino rosso ai danni del direttore generale Vito Battaglia. Nonostante la doppia superiorità numerica e il continuo giro palla con infiniti cross, il Marsala non è riuscito a trovare varchi tra le maglie gialle del San Vito, che ha arretrato il proprio baricentro a tutela della porta difesa da Avignone. Uniche 2 fiammate azzurre al 74° con un tiro cross di Martorana deviato da un difensore e controllato bene dal portiere avversario, e in pieno recupero pregevole girata di Gino Giardina dal limite con una plastica parata di Avignone che si rifugia in corner. Un'occasione persa per il Marsala di mister Totò Brucculeri, che ieri non ha potuto gioire appieno nel giorno del suo compleanno e che ha evidenziato, come detto, i limiti di una squadra che è cresciuta notevolmente nel corso della stagione, ma che non può prescindere da determinati calciatori fondamentali per l'economia del gioco. Archiviata questa sfida, testa e gambe al prossimo impegno in programma domenica prossima in trasferta contro la Folgore Castelvetrano.